Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura l'operazione di oggi a Catania denominata Ultimo Brindisi. 10 le persone arrestate, tra cui 2 consulenti fiscali. Nel mirino di un articolato gruppo criminale vi era la commercializzazione di bevande nel territorio nazionale con l'evasione dell'IVA. A capo dell'associazione vi era il figlio di un esponente del clan Santa Paola. Salgono a 3 invece gli indagati per l'omicidio di Giancarlo Romano, il 37enne ucciso ieri sera con alcuni colpi di arma da fuoco allo Sperone di Palermo, e per il tentato omicidio di un altro soggetto rimasto coinvolto. Proprio il ferito pare si fosse reso protagonista di un primo scontro a fuoco avvenuto pochi minuti prima del delitto. Erano pagati meno di 2 euro l'ora, senza ferie né giorni di riposo. Vittime 16 stranieri finiti nelle mani sbagliate di 3 fratelli arrestati oggi nell'operazione anticaporalato di Ispica nel Ragusano, operato anche un sequestro di beni riconducibili alla società dei 3 imprenditori per un valore di 850.000 euro. Avrebbe abusato della figlia di appena 10 anni, in carcere è finito così con l'accusa di violenza sessuale su un minore il padre, un quarantenne. Le indagini sono state avviate dai carabinieri di Palermo a seguito di una segnalazione partita dai medici dell'ospedale pediatrico di Cristina, dove la bambina era stata portata dalla madre per forti dolori al basso ventre. In chiusura un incidente mortale avvenuto ieri sera nel territorio di Mineo, nel Catanese. Lo scontro tra un furgone e un Audi A4 ha causato il decesso sul colpo di un 57enne di Palagonia, feriti i 2 uomini a bordo dell'auto. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.